Ma allora, io devo essere bravo a non fermarmi al risultato, ma devo andare ad analizzare la prestazione. La prestazione i ragazzi l'hanno fatta, i ragazzi hanno lottato, hanno corso, hanno dato tutto, ma in questo momento non basta, dobbiamo essere più attenti e dobbiamo lavorare su queste cose. Per quanto riguarda il rigore, non siamo qui a colpevolizzare chi calcia i rigori perché sappiamo che chi tira i rigori ha la possibilità di sbagliare. Sicuramente la squadra sta accusando il momento, quello sicuramente, però non deve essere un alibi, anzi dobbiamo stringerci ancora, far quadrato e lavorare ancora di più. Sicuramente, come ho detto prima, l'impegno, la corsa, l'abnegazione, quella non è mai mancata. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora su tante cose per quanto riguarda la fase di possesso, la fase di smarcamento, ma siamo qui per lavorare, insomma, ecco. Io mi aspettavo tutto, nel senso che non ho la bacchetta magica, però i risultati bisogna accettarli, bisogna saperli accettare e bisogna fare tesoro degli errori per far sì che non si ripetano più, perché le giornate passano